Giovedì 24 marzo, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. E buongiorno da Luca Ciliberti. Oggi parleremo di medici di famiglia che sono niente meno che a rischio di estinzione. Poi avremo in ospite l'autore di un romanzo, Nella terra del tempo sospeso, ambientato a Marettimo. E poi non dimentichiamo che oggi è anche la giornata del gelato, anche se il tempo non è ideale per un gelato. Comunque si possono mangiare sempre, tutto l'anno. Allora, veniamo all'attualità più stretta. La donna morta sbranata dal cane nel Trapanese, il mistero è ancora fitto a Petrosino. L'autopsia fornirà qualche elemento in più agli investigatori. Perché mistero? Perché i familiari della vittima avanzano dubbi, dicono potrebbero essere stati i randagi della zona e non il cane di famiglia. Vediamo. Investigatori al lavoro per scoprire cosa sia accaduto prima della morte a Irina Licari, la donna di 62 anni trovata senza vita venerdì sera a Petrosino, comune del Trapanese, azzannata da un cane. Per gli inquirenti, indaga la polizia coordinata dalla procura di Marsala, potrebbe essere stato il suo meticcio di grossa taglia ad azzannarla e ucciderla, ma i familiari non si arrendono all'idea e dicono che si possa essere trattata invece dell'aggressione di un gruppo di randaggi che si fanno vivi nella zona, un'area di campagna nei pressi dello stadio comunale, attirate dall'odore dei rifiuti alimentari depositati davanti casa in attesa che i netturbini vengano a prelevarli. Di sicuro c'è che la 62enne è stata sbranata dal torace alla testa. La tragedia è avvenuta attorno alle 18:30. La donna, che si accingeva a preparare la cena per il marito Antonino Stella e il figlio che vive con loro, sarebbe uscita da casa per dare da mangiare al suo cane, oppure, come ipotizzo, un nipote perché ha sentito dei rumori o l'abbaiare di qualche randaggio, ma gli inquirenti, polizia e procura propendono per l'ipotesi che a causarne la morte sia stato il suo stesso cane, azzannandola alla testa quando questa si è abbassata per dargli da mangiare, magari per qualche movimento brusco che l'animale chissà come ha interpretato. Politica, Grande Sicilia, bagno di folla a Enna, all'esordio del nuovo movimento di Lombardo, La Galla e Micichè. Si chiama Grande Sicilia, il movimento politico di Raffaele Lombardo, Gianfranco Miccichè e Roberto La Galla, che prende ufficialmente vita oggi da Enna, città scelta perché è al centro dell'isola. Una convention partecipata che mette insieme tante anime. Nell'operazione c'è anche Giancarlo Cancelleri, ex sottosegretario pentastellato che dai 5 Stelle ha preso le distanze ormai da tempo. Un movimento che nasce dalla constatazione che la politica in pratica in Sicilia non esiste più. La politica manca. Noi ne occuperemo un poco, facendo riferimento ad alcuni valori, ad alcune esperienze, ad alcune culture. Se poi saremo capaci, se saremo convincenti, occuperemo il vuoto che purtroppo la politica da qualche tempo a questa parte ha lasciato. Noi abbiamo 3 esperienze, 3 valori e 3 culture che si mettono insieme senza nessuna presunzione. Non vogliamo sicuramente occupare spazi altrui, ma riteniamo che abbiamo, se sappiamo lavorare con la collaborazione di tanta gente che ci crede, che crede alla politica, abbiamo dinanzi a noi spazi molto ampi. Il movimento sarà presente alle elezioni di aprile per i liberi consorzi, anche se ancora deve strutturarsi nel territorio. I coordinatori, e così come tutta l'ossatura del movimento, sarà definita nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Intanto il nostro vuole essere un messaggio di inclusione politica, di attenzione alla persona, ancor prima che un momento di reclutamento, di riorganizzazione sul territorio. Inevitabile con Gianfranco Miccichè affrontare le conseguenze del suo rinvio a giudizio nella vicenda sull'uso improprio dell'auto blu. Non mi lascio condizionare, ma al tempo stesso farò di tutto per fare chiarire, la mia situazione che è diversa da quella che è. Alla convention dal palco anche il presidente della regione siciliana Renato Schifani a portare il suo sostegno alla nuova formazione alleata. Elementi in più con Luca Ciliberti dai quotidiani di stamattina. Beh, qui siamo insomma all'apoteosi del racconto, no? Oggi prime pagine, tutte puntate, almeno dei siciliani, puntate su questo movimento. Allora, partiamo dalla Sicilia, con la fotonotizia, diciamo, a centropagina. Il grande Bo. Perché Bo? Che cosa sarà questo movimento? Chi lo sa? Dove si piazzerà? Allora, chi interpreta, diciamo, il lombardismo, che è una lingua, lui ha
detto, dice non vogliamo togliere spazi a nessuno, significa l'esatto contrario, quindi insomma chissà dove si posizionerà. Quindi Grande Sicilia di La Galla, Lombardo e Miccichè parte con un bagno di folla, ma linea ancora vaga, e poi c'è la sostituzione, intanto si riassesta anche il Partito di Lombardo alla regione con Colianni che prende il posto di Di Mauro all'energia e ai rifiuti, che è un assessorato pesantissimo insomma per la regione siciliana. Questa è la prima pagina. Il racconto poi ovviamente è colorito in pagina, no? Con la folla, chi c'è, chi non c'è, quindi bagno di folla, tra tutti, eccolo qua, mettono in evidenza questa persona, questo politico, che è Giancarlo Cancelleri. Giancarlo Cancelleri, vecchia conoscenza della politica siciliana, per 2 volte candidato al ruolo di presidente della regione con il Movimento 5 Stelle, grillino della prima ora, finisce fuori dal Movimento 5 Stelle per il limite dei 2 mandati e che fa, diciamo, sposa la causa, usiamo questi termini, di un nuovo partito che è appunto quello di Grande Sicilia. Poi andiamo a vedere gli altri quotidiani. Il Giornale di Sicilia, interessato ovviamente alla politica e a questo movimento perché c'è il sindaco La Galla tra i 3 tenori, lo mette in prima pagina nel titolo di apertura. I 3 tenori appunto cercano spazio al centro, ed è questa la parola magica, no, di questo movimento, Michele, il centro, il grande centro da ricreare. Quindi attenzione, qui le parole sono importanti, aperti a tutti, quindi insomma attenzione, centrodestra, centro significa centrodestra ma anche centrosinistra, ecco perché mette le mani avanti, come dire, mette uno scellino, si diceva, appunto uno scellino sul partito anche Schifani, dice io sono con voi, quindi attenzione, cioè, non muoviamoci da questa grande area. E poi andiamo a vedere al centro appunto anche qui chi c'è, i 3 tenori. Aperti a tutti, favoriremo la nascita di una inedita classe dirigente, inedita, insomma con loro 3 non è tanto inedita, insomma hanno una 70ina d'anni a testa, quindi calcano già i palcoscenici della politica da tempo, però nel pezzo sotto, in taglio basso, parterre con giovani e vecchie conoscenze, quindi tra tutti anche qui si sceglie di mettere Giancarlo Cancelleri. Te Michele. Andiamo alla cronaca. Un 21enne catanese e un 24enne originario di Ragusa sono stati arrestati dalla polizia di Catania per una truffa tentata a un 80enne con la tecnica della telefonata che annuncia l'inesistente imminente arresto del figlio perché è coinvolto in un incidente stradale. Non è la consueta purtroppo notizia di fatti del genere, perché le indagini hanno permesso di accertare che esiste una organizzazione che prevede le truffe, con corrieri veri e propri che vengono attivati con un SMS con l'ordine di andare a riscuotere il denaro e preziosi che vanno nelle abitazioni delle vittime in cambio del 25% del ricavato. Quindi c'è un'organizzazione, non sono gruppi spontanei purtroppo, e bisogna fare i complimenti alla 80enne che invece ha chiamato, malgrado l'età e immagino la paura, ha chiamato la polizia e li ha fatti arrestare. Parliamo di inflazione che colpisce noi cittadini ma anche le aziende, in particolare il settore della ristorazione. Negli ultimi 6 mesi il prezzo delle bollette in Italia ha superato quello di Germania, Spagna e Francia, i principali paesi europei. Perché? Vediamo. Le bollette in Italia sono tra le più care d'Europa. Negli ultimi 6 mesi il prezzo della materia prima ha superato quello di Germania, Spagna e Francia. Se ne è discusso al punto il programma di approfondimento giornalistico delle nostre reti, l'analisi di Confcommercio sul settore della ristorazione. L'aumento dell'energia, ad esempio il ristoratore lo paga 2 volte, paga nel costo fisso, che è l'energia stessa, ma lo paga soprattutto sul rincaro dell'approvvigionamento delle materie prime. A confermare lo stato degli aumenti, la testimonianza dei ristoratori che hanno subito un'impennata nei costi in questi ultimi anni. Io pagavo circa 500 euro mese di gas e oggi ne pago 1000 al mese, e la luce invece pagavamo 700 euro mese, oggi ne paghiamo 1100, 1200. Tra energia elettrica, gas e affitto è un salasso, ma c'è chi ha scoperto l'uovo di Colombo riuscendo a risparmiare, ovvero: non pago bollette del gas perché all'epoca, nel 2017, quando ho preso il ristorante, c'era già un impianto fatto con le classiche bombole
e ho deciso di mantenerlo. Quanto spende per cucinare in un mese? Ma in un mese posso dire che spendo sulle 200 euro. Ma cosa sta dietro a questi aumenti? Le politiche economiche, sia dal punto di vista fiscale e energetico, stanno venendo meno e quindi abbiamo un problema anche in Sicilia. Si è interrotto, però continui tu, Luca, con i quotidiani. Il tema lo ha sottolineato appunto il presidente di Confcommercio, è un problema diciamo su scala globale. Oggi ti faccio vedere la pagina economica del Corriere della Sera, perché diciamo oltre al danno potrebbe aggiungersi la beffa, no? La beffa è quella dell'incertezza, figlia dei dazi, che colpisce 44.000 aziende italiane, ma tutto il sistema ne soffrirà. Ti do solo un dato, Michele, che è questo, che è un dato internazionale per far capire quant'è di proporzioni enormi queste scelte economiche. Un interessante working parent della Banca dei Regolamenti Internazionali, ne aveva dato il Sole 24 Ore notizia, realizzato su un campione di 5.000 settori su 47 stati con dati del 2023, ha stimato un danno potenziale al commercio mondiale del 12%, cioè solo la parte che riguarderà i dazi, alla quale poi bisognerà aggiungere appunto tutto quello che succede sul piano energetico globale. Quindi insomma davvero c'è da riflettere insomma sulle condizioni dell'economia globale. Cambiamo completamente argomento, passiamo al calcio. Pari e rimpianti per il Catania che al Mazzimino ferma la corsa del Crotone, finisce 0-0 e il punteggio va stretto agli etnei. Ritrovato comunque il feeling con i tifosi, vediamo. È mancata la vittoria, non la prestazione, tanto che alla fine dagli spalti sono arrivati anche gli applausi, segno evidente di un feeling ritrovato con la tifoseria. Al Massimino Catania e Crotone si dividono la posta e lo 0-0 finale sta addirittura stretto agli etnei che recriminano per un palo e la mancata concessione di un rigore. Un pizzico di delusione c'è per aver avuto la possibilità di accorciare le distanze proprio dai calabresi, ma il pareggio va preso anche con moderata fiducia, considerato che allunga la striscia positiva ed è arrivato contro una delle squadre più in forma del campionato. Come anticipato da noi alla vigilia, mister Toscano punta sugli stessi 11 vittoriosi nel derby con il Messina. L'unica eccezione è De Paoli al posto di Montalto, annunciata in formazione e poi fermato nel prepartita per un fastidioso dolore alla schiena. Match equilibrato, ma è il Catania a sfiorare più volte il vantaggio con D'Alterio che salva su Gherardi e quindi su Di Gennaro e Quaini. Alla mezz'ora il Catania protesta per un presunto tocco di mano in area scaturito da un tiro di Gimenez, poi la conclusione di Lunetta che D'Alterio devia sul palo. Prima dell'intervallo l'occasione migliore per il Crotone con la rovesciata di Murano che si spegne al lato. Nella ripresa Toscano cambia qualche pedina, ma l'attacco punge poco, forse per mancanza di rifornimenti, e il Crotone si fa più intraprendente. Finisce 0-0 tra gli applausi degli oltre 15.000 presenti. Mister Toscano gradisce. Dal punto di vista della prestazione sono contento perché la squadra ha fatto la partita che doveva fare, cercando di farsi trascinare dal pubblico che oggi ringrazio, che ci è stato vicino e ci ha sostenuto. A te Luca. Catania come sempre il lunedì diciamo, prende 2 pagine del quotidiano locale, quindi della Sicilia. Allora andiamo a vedere insieme, come ogni lunedì di consueto, Michele. Catania Crotone 0-0. Allora i titoli, che sono quelli che poi raccontano più di ogni altra cosa. Il pareggio dopo la lotta, quindi insomma ma senza inglese manca peso nella fase di finalizzazione, quindi insomma manca un goleador a questo Catania. Tentativi apprezzabili, il palo di Lunetta, un rigore non concesso nella lista dei rimpianti, tutto il pubblico che ha sostenuto la squadra fino alla fine, quindi positiva insomma questo racconto diciamo della partita, così come ha evidenziato il servizio. E qui lo vediamo insomma raccontato nella cronaca, nella prima pagina dedicata al Catania. Andiamo a vedere le reazioni. Abbiamo sentito il tecnico toscano, dice ci è mancato solo il gol, però il Catania è in crescita. Abbiamo sfiorato un paio di volte la marcatura, abbiamo timbrato un palo, ma l'arbitro ha sorvolato su un fallo di mani nettissimo dopo la conclusione di Gimenez, quindi si recrimina anche sull'operato dell'arbitro. E poi il giocatore del Catania, Lunetta, possiamo classificarci tra le prime 5, quindi c'è ottimismo diciamo in generale in casa Catania. Andiamo a vedere però che cosa succederà la prossima settimana, perché intanto vediamo la classifica, perché questo ottimismo diciamo è motivato anche in qualche modo dalla classifica, perché se è vero che la prima della classe è a 58 punti ed è il Cerignola, il Catania si trova in medio-alta classifica, quindi distante
diciamo meno di 10 punti dalla terza in classifica, ecco perché l'ottimismo. La prossima giornata il Catania, eccolo qua, giocherà contro il Trapani, il 30 marzo giocherà a Trapani, quindi c'è un derby e quindi si mobiliteranno anche i tifosi da una parte e dall'altra. Cosa hanno fatto le altre siciliane? Lo vediamo nei risultati del giorno. Il Trapani quindi ha perso nell'anticipo, ha perso per 2-1 contro la Cavese, mentre il Messina vince in trasferta per 3-2 a Giuliano. Quindi vediamo anche in classifica queste siciliane, il Messina resta ultimo e il Trapani insomma in medio-bassa classifica con 32 punti. Questo è il racconto del calcio. Il racconto del calcio che in qualche modo trova poco spazio però in prima pagina, quindi continuiamo con la nostra rassegna stampa regionale, trova poco spazio nei richiami della Sicilia. Eccolo qua, Serie C per il Catania, solo un pari nelle prove degli spareggi per la B. Cosa ci racconta la prima pagina della Sicilia oggi, al di là di quello che abbiamo visto, il grande Bo che è il partito di Lombardo, la Galla e Miccichè? Una notizia che oggi troveremo su tutti i quotidiani nazionali e regionali: il Papa che torna in Vaticano, torna a Santa Marta, lascia i Gemelli, quindi il titolo diciamo è Bentornato, che è un titolo che ritroveremo un po' dappertutto. Il Papa però diciamo che ha presenziato anche all'Angelus, un po' parlare, dovrà fare una lunga convalescenza, però ha scritto insomma le sue parole sempre diciamo sui toni imperniati, sugli argomenti, sui toni della pace. Allora il commento del vaticanista della Sicilia, in questo caso è Giuseppe Di Fazio, dice: ascoltare il profeta disarmato. Viene da chiedersi perché da tutte le parti del mondo così tante persone, cristiane e non, in queste settimane siano state in ansia per il pontefice. La risposta più semplice e immediata è che lo si avverte ormai come un inseparabile compagno di cammino, un pastore che sta sempre in mezzo al gregge, compagno e guida di chi ci aiuta a guardare il mondo. Questa è l'analisi insomma molto bella, profonda insomma del collega Giuseppe Di Fazio sulla Sicilia. Poi ovviamente le questioni che riguardano la politica internazionale, Trump che cerca la tregua, si dice la tregua entro Pasqua, Witkoff che è l'inviato diciamo della Casa Bianca sta cercando di come dire, moderare i toni, no? Attenzione, Putin non è cattivo, insomma bisogna rabbonirlo in qualche modo. Quindi oggi parte il vertice in Arabia Saudita per preparare l'incontro poi con la Russia. E poi la politica, le schermaglie diciamo che non sono piaciute a Giorgia Meloni tra Salvini e Tajani, la Premier insomma mette in riga i due alleati. Questo tutto sulla prima pagina della Sicilia. Andiamo a vedere la prima pagina della Sicilia di Catania, all'interno la grande moria dei cordoli gialli. Queste sono le corsie preferenziali del BRT e in effetti diciamo il racconto è quasi drammatico, perché i delimitatori per le corsie dei bus rapidi BRT sono da ripristinare in quasi tutto il percorso. Dal Viale Libertà a Via Santa Sofia le preferenziali sono in pessimo stato, la MTS dice facciamo manutenzione, ma questa città è grande. Poi ci sono tante notizie che riguardano la cronaca, i controlli, la movida eccetera. Noi vi segnaliamo questa notizia che è diciamo, una notizia di servizio, perché da oggi è aperta con un'ora d'anticipo la metropolitana di Catania, quindi partirà la prima corsa alle 6, magari permetterà a tanti catanesi o chi vive nell'Interland di Catania di poter usufruire di questo servizio un'ora prima del previsto e magari di aiutarli a recarsi sul posto di lavoro lasciando la macchina. Questo è il tema, no? Il grande tema, Michele. L'obiettivo è l'ecologia allo stato puro. Andiamo a vedere invece questa storia del BRT, le foto sono drammatiche, veramente, guarda qua come si fa insomma a non accorgersene. I cordoli sono quasi tutti da rifare, che poi diventano pericoli ovviamente anche perché cammina con i due ruote, pericoli in più zone, delimitatori di corsia da sostituire appunto come abbiamo visto in tante zone, via Libertà, via Milo, via Santa Sofia, via Oliveto Scamacca eccetera, e qui c'è tutto il racconto insomma sulla Sicilia di Catania. Andiamo e ritorniamo sulla prima pagina del Giornale Sicilia. Abbiamo visto il titolo d'apertura che è dedicato
alla politica. Il Giornale Sicilia e la Gazzetta del Sud, non l'abbiamo detto, da questo fine settimana hanno cambiato l'impostazione grafica delle prime pagine. Stesso editore, si assomigliano molto le due prime pagine, asciugano le notizie che vengono messe tutte in taglio alto sopra la testata, quelle diciamo regionali. Vedete, decolla l'assistenza domiciliare integrata, 91 milioni da Roma alla Regione, incidenti sul lavoro a Palermo e Polizzi, 2 operai che perdono la vita, è sospeso dal Ministero il decreto che salva gli autovelox non omologati, va approfondito. In pagina poi altre notizie in chiave nazionale e internazionale. Il Papa, vedi, anche qua è in Vaticano, grazie a Dio e grazie a tutti. Abbiamo parlato della Gazzetta del Sud, eccola qua la Gazzetta del Sud, la stessa praticamente impostazione grafica, resta insomma il carattere, solo il carattere della testata rimane tradizionalmente quello classico, ma poi è diciamo la stessa prima pagina. Cambiano però gli articoli di apertura. Questa è la prima pagina di Messina, quindi quella siciliana, che sceglie di mettere Trump in apertura, e adesso lo vedremo poi nella rassegna stampa nazionale. E poi invece però in prima pagina trova spazio questa notizia di un incidente mortale sulla Messina-Palermo, perde la vita un messinese, un 45enne in sella alla sua motocicletta, era all'altezza di Barcellona Pozzo di Gotto. E poi quest'altra notizia che riguarda Messina, con la foto in primo piano, l'ennesimo rogo nella baraccopoli di via Taormina, 3 famiglie hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni, e quindi diciamo una notizia che riguarda strettamente la città di Messina. A te la linea, Michele. Grazie Luca, noi facciamo un collegamento immediato con la polizia stradale, ecco, è già in campo l'assistente capo da Messina Ivan Lanzo. Buongiorno, benvenuto. Ci dica a che punto siamo col traffico. Oggi è lunedì mattina, immaginiamo sia un po' più intenso del consueto. Buongiorno, per fortuna ho visto pure la rassegna stampa e la notizia drammatica di ieri, volevo fare le più sentite condoglianze ai familiari del ragazzo. Insomma, per fortuna possiamo parlare questa mattina solo di code e di cantieri. Quindi quelle insomma croniche sulla tangenziale di Catania in direzione Siracusa e le stesse sulla diramazione che da San Gregorio vanno a Catania Centro, scusate. Andiamo in A19 dove sulla careggiata Catania-Palermo rimane chiuso lo svincolo di Enna, pertanto l'uscita consigliata rimane sempre quella di Vittaino o di Mulinello. Rimane chiusa sempre in A19 la rampa di immissione dello svincolo di Caltanissetta in direzione Catania. Stessa situazione in A18, nello svincolo di Taormina rimane chiuso in ingresso sempre in direzione Catania. In A18 rimane inibito ai mezzi pesanti superiore alle 7,5 tonnellate il tratto che va da Avola a Cassibile. Come dicevamo, per fortuna non ci sono altre segnalazioni. Volevo solo rubarvi un minutino per parlare del progetto Icaro, che da 25 anni ci aiuta. Insieme ringraziamo i dirigenti, i docenti delle scuole a divulgare il messaggio di sicurezza stradale in maniera trasversale, dai bambini dell'infanzia a quelli delle superiori. C'è una frase molto bella in uno dei nostri video, che è quello che c'è più sicurezza insieme, perché solo con il contributo di tutti possiamo rendere le nostre strade più sicure. Una buona giornata e grazie a tutti voi. Grazie a lei, e ci uniamo naturalmente ai suoi auspici. Andiamo a vedere subito la situazione in diretta al Tondo Gioeni di Catania, e come vedete sul lato sinistro è quello che con Luca abbiamo appena evocato, è l'afflusso di auto, di macchine che arrivano da fuori naturalmente, che invadono poi Catania. Certamente i mezzi pubblici potenziati serviranno a snellire, speriamo in un futuro molto breve, questa intensità del traffico di Catania. Adesso facciamo una breve pausa, poi con Luca riesamineremo i quotidiani, questa volta nazionali, dopodiché avremo con noi Nino Cartabellotta, che è il presidente della Fondazione Agimbo, e parleremo dei medici di famiglia che sono, pensate, a rischio estinzione. State con noi, buongiorno Sicilia.
Sicilia, la parola subito a Luca Siliberti con i quotidiani nazionali. A te Luca. Grazie Michele. Allora, 3 notizie su tutti i quotidiani. Ecco, vediamo una panoramica in generale delle prime pagine, adesso vedremo meglio. Il Papa, lo abbiamo detto, che torna in Vaticano, poi Trump che vuole la tregua entro Pasqua e poi la lite Salvini-Tajani, quindi lo scontro interno alla maggioranza. Come raccontano i quotidiani queste notizie? Partiamo dal Corriere della Sera, l'apertura dedicata appunto alla trattativa di pace in Ucraina tra Putin e Zelensky. La guerra, Putin però continua a bombardare, oggi a Riyadh il vertice tra gli inviati russi e americani, ma la trattativa sembra in salita. Trump accelera, tregua entro Pasqua, dice, frena Mosca, perché ovviamente vuole capire i termini di questa pace, di questa tregua, e poi però Zelensky che in qualche modo apre, questo è da vedere come un'apertura, appunto i colloqui restano comunque utili per capire dove si può andare. Il Papa, le parole del Papa: ho sperimentato la pazienza di Dio, vedete la foto del Papa, un messaggio molto forte, dice il cardinale Zerni, che insomma fa capire insomma la forza di questo Papa. Poi ci sono delle notizie diciamo che fanno già discutere perché diventano di dominio pubblico e quindi cronaca di opinione pubblica. Un TikToker si suicida a 21 anni dopo gli insulti, voleva cambiare genere. Anche questa è una notizia che troviamo all'interno delle pagine di quasi tutti i quotidiani. E poi governo, sale la tensione sulla politica estera, scontro aperto nella maggioranza, nuovi attacchi della Lega, interviene il ministro degli esteri italiani, populisti, qua, quindi parole fortissime e pesantissime anche all'interno della maggioranza. Andiamo a vedere la Repubblica che diciamo, mette in taglio alto il Papa, è sempre lui il Papa in Vaticano, con vari commenti di Scaramuzzi, Concita De Gregorio, eccetera. L'apertura diciamo, del quotidiano di oggi però è questa: Tajani Lega, nuova lite. Repubblica ormai è diventato un quotidiano di centrosinistra e quindi che ha promosso la manifestazione attraverso Michele Serra la manifestazione europeista di Piazza del Popolo qualche settimana fa, quindi mette in primo piano la politica, il ministro degli esteri, partito qua, e Schlein appunto che rilancia la segretaria del Partito Democratico e dice: vedete, il governo non sta più in piedi, quindi queste tensioni diciamo, sono sintomatiche di una crisi. A Riyadh invece i colloqui Stati Uniti-Ucraina, Trump che rilancia la sua posizione di leader in qualche modo di questa nuova geopolitica, dice: solo io posso fermare Putin. E Witkoff, che è l'emissario, diciamo, l'inviato della Casa Bianca, difende Putin, che dice è una persona per bene. Questa è l'apertura della Repubblica. Andiamo a vedere altri quotidiani generalisti, intanto vediamo La Stampa. La Stampa è ancora più diretta, diciamo, nella lettura di questa trattativa di pace. Dice: l'America riabilita Putin, per 3 anni appunto considerato l'invasore, l'assassino, il despota, il dittatore. Invece in questo senso l'America riabilita Putin è il titolo della Stampa. Witkoff, infatti, l'inviato di Trump, dice all'Unione Europea: i volenterosi, una cosa, Vladimir è intelligente e non è cattivo. Attenzione, quindi una brava persona, insomma, per Witkoff, l'inviato della Casa Bianca. E poi il Papa ha ritrovato, vedete questa foto insomma, del Papa che rientra in macchina, lascia il Gemelli. Andiamo a vedere il Messaggero, eccolo qua, Messaggero Quotidiano di Roma, il pollice su del Papa, quindi prende diciamo tutta l'apertura, mezza pagina. Roma in festa, vedete i clacson dei tassisti, il corteo di Bergoglio a Santa Maria Maggiore, e poi le ipotesi, no, della Chiesa, come sarà, come potrebbe essere con questo Papa e senza questo Papa, no? Il nuovo papato con il consiglio dei 9 cardinali. E poi il commento, lo sguardo di chi pensa al futuro. Il pollice alzato, lo leggiamo almeno nell'attacco, di Francesco dal balcone dal Gemelli, la voce affaticata ma meno sofferente, il sorriso di chi guarda avanti, non si fa schiacciare dai travagli fisici nonostante tutto. Insomma, davvero forte, no? Come figura questo Papa Francesco. E poi insomma le notizie che riguardano la cronaca ce le andiamo a vedere anche nella lettura dei quotidiani politici, che diventa tutto più divertente, no Michele? Il racconto di questa giornata. Perché? Perché intanto partiamo
dal Tempo, che diciamo secondo me è l'apertura più divertente, però prende diciamo in causa due episodi che sono successi e che dobbiamo raccontare e che racconta anche il Tempo. Il Tempo quotidiano, diciamo che in questo momento si sta orientando verso il centrodestra. Presi per i capelli, dove Elly diventa Elly Schlein. Che cosa è successo? Allora, Prodi sbeffeggia una giornalista che gli ha chiesto il manifesto di Ventotene e gli tira i capelli dicendo insomma peste e corna. Poi Bertinotti vorrebbe tirare un libro, un corpo contundente, come diceva lui, in faccia alla Meloni. Quindi insomma presi per i capelli, insomma è la violenza in qualche modo di questo centro-sinistra. Quella doppia morale, difendono Prodi dall'accusa della giornalista di Mediaset, silenzio delle femministe e l'eterno ritorno di Letta che si inventa un hashtag. Quindi insomma questo è il racconto, diciamo, in qualche modo con questa prima pagina divertente del Tempo. Andiamo a vedere il Giornale, eccolo qua, tensioni in maggioranza, Tajani che parla di partiti qua, il Giornale vicino ovviamente al partito di Forza Italia. Trump invece la pace solo con me, il racconto dentro. Però vedete, dopo la tirata di capelli di Prodi, anche Bertinotti straparla, avrei colpito la Meloni, eccolo qua, tirate di capelli ai giornalisti, insulti e violenze e lanci di oggetti. La sinistra perde ogni freno inibitorio su Ventotene, avrei lanciato un oggetto contundente contro la Meloni, parole di Fausto Bertinotti, ex leader di Rifondazione Comunista. Libero, alla sinistra prudono le mani, cioè proprio qui siamo senza freni, hanno perso la testa. Caso Ventotene, dopo l'incredibile sfogo di Prodi contro una cronista con cui neanche si scusa, ora Bertinotti spara su Meloni, le avrei tirato un oggetto in testa e i compagni applaudono. Il professore sbotta, non si pente e la notizia sparisce. Capezzoni insomma in qualche modo su questo editoriale sul Libero dice, vedete, dice, ci raccontano quello che vogliono alcuni giornali, quindi questa è, diciamo, la sintesi. Il Fatto Quotidiano invece, anzi no, ti faccio vedere anche La Verità, che dire, è sempre sulla stessa linea. I democratici, Prodi e Bertinotti, tirano libri e insulti alla destra. Questo, insomma, vedete, questo è il tema che accomuna diciamo, tutto il racconto della politica di centrodestra. Vediamo invece un'apertura diversa, che è quella del Fatto Quotidiano, che ancora punta sulla riforma della giustizia, con un'intervista a Gratteri, il PM di Napoli, che diciamo, mette in guardia sulle modifiche della riforma. La riforma aiuta i criminali e mortifica i cittadini onesti. Il tema è 45 giorni per le intercettazioni, poi bisognerà stopparle. Abbiamo ancora il tempo di vedere qualche approfondimento, lo facciamo vedere dai giornali, perché dal Corriere della Sera appunto approfondiamo questa questione che riguarda la guerra, no? Ecco la situazione, qual è la situazione, qual è la fotografia, di che cosa stiamo parlando, insomma, quando si parla di pace, tregua, eccetera, eccetera. In questo momento sono 4 le province in cui Putin avanza e sono appunto queste evidenziate nei riquadri, quindi che si trovano a sud-est e a nord-est, sono le province che diciamo potrebbero rientrare nella trattativa. Così Mosca vuole russificare tutte le aree occupate, obbligate al passaporto russo. Ma quali saranno i termini del cessate il fuoco e chi avrà il compito di monitorarlo? Insomma, i termini, chiaramente, di che cosa si parla li spiega in questo articolo, diciamo, botta e risposta, domanda e risposta sul Corriere. Però diciamo, la questione principale è al cuore del negoziato resta lo status finale dell'Ucraina. Zelensky esige piena sovranità, ovvero scelte libere e autonome, un esercito garantito dall'ombrello occidentale, quindi leggasi la NATO, ma Putin non ha mai abbandonato il piano di asservire l'Ucraina alla madre Russia e ridurla a un paese vassallo come la Bielorussia. Kiev non accetterà mai che Putin possa condizionare le alleanze e limitare il suo esercito. Quindi si gioca tutto, diciamo, su questa partita. Prima di chiudere però ti faccio vedere anche un'altra notizia che riguarda la sanità, Michele, riguarda la sanità, perché eccola qua, la ripeschiamo da qui.
Come vedono la sanità italiana i nostri concittadini? Diciamo, come il governo sta tenendo alla sanità, come sta pensando alla sanità? Per il 51% dei cittadini, quindi un italiano su due, pensa che è peggiorata, male anche sulle tasse, quindi sulla sanità il governo è nettamente bocciato. Quindi su questo tema insomma si possono costruire. E di sanità parleremo fra pochissimo con Nino Cartabellotta, che è il presidente della Fondazione Gimbe, e parleremo dei medici di famiglia che sono a rischio estinzione. State con noi, adesso guardiamo il meteo, vediamo che tempo fa, se dovete uscire, attenzione. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì alternanza tra sole e nuvole sul nostro territorio, con fenomeni più probabili nella prima parte della giornata sulle regioni di nord-ovest, aree interne del centro e sud peninsulare. Ed infatti sulla Sicilia avremo deboli fenomeni che interesseranno principalmente il settore centro-orientale nella prima parte della giornata, con un miglioramento poi con il passare delle ore, dove torneranno anche bei momenti soleggiati. Temperature massime diurne che saranno ancora miti, si toccheranno infatti localmente anche i 25-26 gradi. Situazione di maggiore variabilità invece nella giornata di martedì. Avremo fasi soleggiate alternate a momenti nuvolosi, ma non mancheranno anche dei piovaschi, specialmente sul settore centro-orientale. Attenzione anche ai venti che a tratti saranno sostenuti, le temperature massime non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Buongiorno Sicilia, c'erano una volta i medici di famiglia, ne mancano 5.500 e si prevede che altri 7.300 andranno in pensione entro il 2027, fra 2 anni, lasciando un vuoto difficile da colmare. Ne parliamo con Nino Cartabellotta, in collegamento con noi. Buongiorno, benvenuto, è il presidente della Fondazione Gimbe, che noi spesso citiamo, autorevole gruppo per la medicina basata sulle evidenze, cioè sulle prove. Perché si stanno esaurendo i medici di famiglia? Ma sostanzialmente quello che verifichiamo è che c'è una ridotta attrattività di questa professione, soprattutto nelle grandi regioni del nord. Per certi versi la Sicilia ancora si salva, ma dal punto di vista dei pensionamenti attesi potrebbe sperimentare carenze importanti nei prossimi anni, perché il numero dei pazienti è diventato troppo elevato anche per coprire le carenze che si cominciano a sperimentare sul territorio, perché l'attività burocratica e amministrativa è particolarmente pesante, ma anche perché al corso di formazione in medicina generale, che non è ancora una specializzazione, viene assegnata una borsa di studio sostanzialmente pari alla metà di quanto dell'importo di tutte le altre scuole di specializzazione. Ecco, e lentamente un po' i giovani, i ragazzi, nuovi medici non vogliono intraprendere questa professione. Ecco, questo richiede un ripensamento importante di questo pilastro dell'assistenza territoriale, perché è evidente che senza medici di famiglia diventa molto complicato, con una popolazione che diventa sempre più anziana e con sempre più patologie croniche. Ecco, ma i giovani medici, diciamolo chiaramente, preferiscono non sostituire i colleghi anziani andando verso specialità che possono offrire maggiori opportunità economiche, il privato, è così? Ma quello che si verifica anche sulle altre specializzazioni è che ci sono specialità che non sono più attrattive, a parte la ben nota medicina d'urgenza, che spesso lascia scoperti i turni al pronto soccorso, comunque con un personale ridotto all'osso. Ci sono tante altre specialità di cui si parla poco, penso all'anatomia patologica, alla medicina di laboratorio, alla radioterapia, alle cure palliative, cioè tutte specialità che sono fondamentali per la sopravvivenza e per il rafforzamento della sanità pubblica, ma alle quali i giovani non sono più interessati e, come giustamente diceva lei, scelgono specialità che permettono, diciamo, di erogare determinati tipi di prestazioni tecnologiche e soprattutto che possono avere anche degli sbocchi nel privato. Ecco, questa noi l'abbiamo chiamata un po' una involuzione prestazionistica, è come se la sanità pubblica non si dovesse più occupare di prendere in carico il malato, ma dovesse in qualche maniera erogare prestazioni per soddisfare l'annosa questione delle liste d'attesa. E forse concentrando tutte le crisi della sanità sulle liste d'attesa, in qualche maniera anche i giovani medici si stanno un po' rivedendo quelle che sono le loro scelte future. Ecco, questo quadro è già di per sé, come dire, allarmante, ma si complica se parliamo della
violenza nei confronti dei professionisti sanitari, un fenomeno che ormai veramente dilaga. Noi nel telegiornale ne parliamo quasi quotidianamente, purtroppo non solo in Sicilia ma un po' dappertutto. A che punto siamo a questo cartabellotta su questo? Ma guardi, sulla violenza, secondo me i fattori che la determinano, diciamo, sono un po' stati analizzati solo in parte, perché noi oggi abbiamo una popolazione che inevitabilmente è risente dai disagi psichici del Covid, perché non dimentichiamo che il cosiddetto long Covid, ma anche tutte le esperienze, diciamo, della pandemia, dal lockdown alle restrizioni varie, diciamo, hanno determinato la slatentizzazione di tutta una serie, diciamo, di problematiche comportamentali. Quando poi purtroppo queste persone si trovano in pronto soccorsi che sono affollati, dove non riescono a ricevere nemmeno informazioni dai medici o dagli infermieri perché sono impegnati nell'assistenza, a volte poi scatta un po', diciamo, questa reazione così grave, che inevitabilmente è una cosa che non può succedere nella sanità. Non dimentichiamo che durante la pandemia i medici erano gli eroi, erano le persone che salvavano tutti, e oggi sono diventati un po' il bersaglio anche di una sanità che non funziona. Ecco, questo è uno dei motivi per cui noi sosteniamo che proprio l'indebolimento del servizio pubblico sta portando a una riduzione della coesione sociale, cioè le persone non si sentono più tutelate dalla sanità. Inevitabilmente in queste situazioni, diciamo, scappano anche le ire che si riversano sugli operatori sanitari. Ecco, ma voi del GIMBE che soluzioni proponete? Ma guardi, è chiaro che se noi parliamo, diciamo, di rilancio del servizio pubblico, le parole d'ordine sono tre. Ci vuole una buona visione, cioè quale servizio sanitario dobbiamo lasciare in eredità ai nostri figli, ai nostri nipoti, e poi ci vogliono risorse che devono essere ovviamente immesse nel sistema, soprattutto per retribuire gli operatori sanitari. Ci sono gli infermieri che stanno scappando sempre di più anche, ma non solo, per retribuzioni troppo basse. E poi ci vogliono delle riforme coraggiose. Ecco, i cittadini devono sapere che noi comunque ancora, nonostante le innovazioni tecnologiche, la rivoluzione digitale, eroghiamo l'assistenza sanitaria con modalità e con riforme che risalgono a circa 30 anni fa. La legge 502 e 517 sono del 92 e del 93, l'ultima vera riforma è del 1999. Poi è evidente che a livello locale ci sono delle situazioni molto diverse tra nord e sud, tra regione e regione, ma anche nella stessa regione tra aree metropolitane, piccoli centri, piuttosto che aree disagiate, dove c'è sempre uno spopolamento maggiore sia di medici di famiglia, ma anche di professionisti che nei piccoli ospedali non vogliono più andare a lavorare. La sanità oggi, a nostro avviso, è la vera emergenza del Paese, perché ricordiamoci che quando, ecco, per utilizzare un termine caro alla nostra lingua sicola, quando c'è la salute c'è tutto, cioè certo. Quando noi non stiamo bene in salute non riusciamo a lavorare, non riusciamo a studiare, quindi in termini più generali non possiamo esigere tutti i diritti che la Costituzione ci ha donato. È importante che lei dica che la sanità è la prima vera emergenza del Paese, in un Paese che invecchia sempre di più, e questo ancora complica le cose, è vero? Ma guardi, ci sono dei numeri da questo punto di vista molto significativi. Quando si fissò intorno agli inizi degli anni '80 il numero massimo per i pazienti, per i medici di medicina generale, di 1500 pazienti, noi avevamo un numero di ultra 65enni, quindi parlo dell'84, che era pari a circa il 13% della popolazione. Nel 2024 gli ultra 65enni sono quasi il 25% e gli ultra 80enni il 7,7%, quindi quei 1500 pazienti che erano un numero ragionevolmente, diciamo, adeguato 40 anni fa, oggi sono sicuramente troppi, e in alcune regioni tenga conto che questi pazienti arrivano a 1.800, a 2.000, proprio perché in assenza di medici di famiglia quelli che ci sono provano un po' a tappare le falle, ma è evidente che si tratta di un carico di lavoro che non può essere soddisfatto, e quindi è solo per non lasciare il paziente, il cittadino, privo di medico di famiglia, ma dal punto di vista, diciamo, della qualità dell'assistenza con questi numeri non può essere garantita. Certo, noi siamo naturalmente felici che ci siano tanti anziani, tanti nonni, tanti genitori in età, è ovvio, però stiamo parlando del problema che purtroppo tante volte ci sono anche un aumento delle malattie. Per quanto riguarda la Sicilia, voi del GIMBE che cosa avete rilevato? Quali sono le caratteristiche? Noi abbiamo parlato nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, di grandi ritardi a Trapani per gli esami istologici, ma non credo sia questo soltanto il problema in Sicilia.
Ma in generale tutta la sanità del Mezzogiorno sta risentendo ora di una serie di fenomeni che si sono verificati nei decenni passati. Tutte le regioni del sud, prima della riforma del titolo V, hanno utilizzato male le risorse che erano assegnate dallo Stato, quindi parliamo dei primi anni 2000. Poi quando sono arrivati i piani di rientro, che sono delle modalità, diciamo, con cui il Ministero e il Governo affiancano le regioni in difficoltà, si è un po' bloccata quella che è l'organizzazione dei servizi. Immagini che non era possibile fare assunzione di personale, bisognava rientrare dal debito o bisognava sistemare i bilanci, però questi piani di rientro, che si chiamano in realtà piani di riqualificazione e riorganizzazione dei servizi sanitari regionali, sono serviti, diciamo, a mettere a posto i conti, ma non hanno permesso di rilanciare i servizi, anche perché nel frattempo sono arrivati grandi tagli alla sanità. Quindi oggi, in vera sostanza, il vero problema qual è? Che tutta la sanità del Mezzogiorno di fatto è rimasta, non solo è rimasta indietro rispetto alle regioni del nord, ma il gap si continua ad allargare continuamente, aumenta la mobilità sanitaria, peggiora la qualità dei servizi, quindi qua ci vuole un vero e proprio piano straordinario per la sanità del Mezzogiorno, ma soprattutto questo sistema dei piani di rientro deve essere un po' rivisto, perché è un po' come mettere le ganasce a un'automobile che ovviamente non si può più muovere. Poi sulle responsabilità locali è chiaro che, voglio dire, là non si riesce a entrare, diciamo, se non attraverso la cronaca, ma esiste un problema di sistema reale. Ecco, le do un dato per tutti, voglio dire, il personale infermieristico è molto, diciamo, meno presente nelle regioni, tutte le regioni del sud, quelle che stanno in piano di rientro, che nelle regioni del nord. È chiaro che oggi con tutti questi anziani e con pochi infermieri si fa molta fatica a garantire la qualità dell'assistenza, sia in ospedale sia anche sul territorio. Certo, l'ultima domanda che le faccio è per quanto riguarda la questione della violenza negli ospedali. Quali rimedi voi indicate concretamente? Perché se ne discute tanto, ma poi a quanto pare non si trovano i rimedi. Ma guardi, gli strumenti dissuasivi il governo li ha già messi in atto, la possibilità di arresto in flagranza differita, la possibilità di utilizzare delle telecamere nei pronto soccorsi, che però i cui costi sono a carico delle aziende sanitarie e delle regioni, che già stanno, diciamo, un po' in crisi d'ossigeno da questo punto di vista. Però il problema fondamentale a mio avviso in questo momento è culturale. Come le dicevo poco fa, noi stiamo sperimentando questa ridotta coesione sociale, perché i cittadini dal punto di vista della protezione della sanità pubblica, cioè da questo paracadute che li proteggeva un po' da tutti i problemi di salute, sta cominciando a venire meno, e quindi, diciamo, in qualche maniera vanno ad enfatizzarsi episodi di questo tipo. Ecco, mi lasci fare anche questo paragone: è come se noi volessimo bonificare una palude schiacciando le zanzare uno a uno con una palettina. Qua il problema è la bonifica della palude, cioè bisogna rafforzare e rilanciare la sanità pubblica, dove questi episodi di violenza non rappresentano fenomeni isolati, ma sono una spia molto più evidente di quelli che sono proprio questi segni di ridotta coesione sociale, dove alla fine il cittadino, quando la sanità non funziona, con chi se la piglia? Col governo che ha messo pochi soldi, con la regione che ha fatto errori di organizzazione, con l'azienda sanitaria, diciamo, che non gli offre i servizi che gli servono. Se la prende con l'ultimo anello della catena, che in quel momento rappresenta il medico, l'infermiere che gli sta di fronte. Quindi è un problema da affrontare anche dal punto di vista sociale in maniera più ampia, quindi non solo andando a preoccuparsi del singolo fenomeno, che purtroppo, come dice lei, è in continua crescita. Grazie per le sue puntuali osservazioni, bisognerebbe tenerne conto davvero. E Nino Cartabellotta, che è stato con noi, presidente della Fondazione Gimbe, che è un gruppo per la medicina basato sulle evidenze, che quando parla, diciamo, ci racconta la realtà in maniera molto molto precisa. Tra poco invece parleremo di un romanzo, Nella terra del tempo sospeso, che ci interessa molto perché tra l'altro è ambientato a Marettimo, la più selvaggia e anche affascinante delle Egadi. State con noi, buongiorno Sicilia. Ritorno a Buongiorno Grazie. Sicilia, Francesco Lemiani, che è un giornalista catanese che ha lavorato naturalmente anche a Antena Sicilia, oltre che al quotidiano La Sicilia, ma adesso si presenta qui come autore di un romanzo, si intitola Nella terra del tempo sospeso ed è ambientata a Marettimo. Il sottotitolo dice: la leggenda dell'isola
senza orologio. Tutto parte da lì, è vero? Sì, diciamo che il fil rouge è questo orologio che viene spedito dai compaesani emigrati negli Stati Uniti e insomma non arriva, e ovviamente ci sono una serie di storie che si intrecciano e comunque fanno scoprire quello che per me è un posto magico, che è l'isola di Marettimo, anche se in realtà io la parola Marettimo la scrivo solo una volta in questo romanzo, che attinge da cose realmente accadute, però ovviamente con una trasfigurazione di natura fantasiosa e poetica, almeno uno ci prova, importante. Certo, no, non c'è dubbio. Ed è un viaggio anche nel tempo, oltre che nello spazio, dagli Stati Uniti alla Sicilia e viceversa. È un viaggio che di fatto parte dall'immediato dopoguerra, da quando un po' tutta la nazione, quindi anche una località piccola come Marettimo, era soggetta al processo di ricostruzione, a cui ogni comunità è stata, come dire, organizzata, fino ad affacciarsi ai tempi più o meno nostri, cioè poco prima dell'arrivo dei social, che sono stati dirimenti, penso, nella vita di ciascuno di noi. È comunque un modo diverso di vivere un posto che, ripeto, per me è il posto più bello del mondo, però è unito a una comunità che stimo tanto e che apprezzo in maniera particolare. Bello, questo è bellissimo, questo affetto anche per le nostre terre, ma c'è però un conflitto, credo, anche tra tradizione e modernità, inevitabilmente. Anche... Ma io credo che tutte le località che oggi definiamo turistiche hanno un vissuto diverso da quello che sono oggi, nel senso ci sono state probabilmente, Marettimo per carità, sebbene io l'abbia sentito raccontare dalle persone che ci vivono, però ripeto, ogni zona che oggi frequentiamo da turisti ha un vissuto di località marinara, di località che comunque è stata comunità economica fondata prevalentemente sulla pesca, no? E quindi plasticamente, facendo un esempio, i figli hanno dovuto spiegare ai padri che le barche potevano essere adoperate anche per trasportare le persone che volevano andare a guardare i pesci attraverso la subacquea. E allora i padri gli dicevano: scusami, ma noi che abbiamo sempre pescato i pesci e poi li abbiamo venduti, perché dovremmo portare le persone a guardarli? Ma che senso? E quindi tutta questa roba qui ovviamente si va a mescolare. Per carità, ci sono altri racconti, ci sono altre cose che girano, ma la vera e propria protagonista è quest'isola meravigliosa che vedo adesso nel vostro... Sì, rivediamo, ecco, è un po' lontana, ma è proprio quella. No, ma è questo. Poi, tra l'altro, Marettimo è sempre stata poco antropizzata, l'unico insediamento abitato è quello lì, ed ha un fascino unico perché è un'isola che di fatto è una montagna sull'acqua. All'improvviso non so se è capitato di visitarla, però chi la vede da lontano vede questo incredibile Pizzo, che è appunto il rilievo più importante è Pizzo Falcone, e poi vede questo paesino piccolino sotto il quale si trova. Ricordiamo la casa editrice che è Pestò. Ringrazio Alfredo Catalfo, che questo manoscritto è stato per tantissimi anni. Ah sì, davvero? Un cassetto messo lì per tantissimi anni. Perché? Ma un po' per timidezza, è un po' per non lo so, timidezza, fondamentalmente timidezza. Ma la svolta poi che ha fatto maturare la svolta è stata una manifestazione interessante che si celebra qui a Catania, che è il Catania Book Festival. Sì. Per il tramite di Simone De Pieri, che è un amico e che saluto, mi ha detto: ma tu portalo sto coso, vediamo che succede. Ho conosciuto Alfredo e poi ovviamente da lì ne è nata anche amicizia, credo, sì. Lui mi ha detto: guarda, il libro è bello, secondo me dovremmo pubblicarlo, e siamo usciti da qualche giorno in libreria. È un romanzo, però c'è anche molta realtà, oltre che l'immaginazione. Attinge da cose che sono successe realmente, attinge da episodi che ovviamente sono il vissuto quotidiano di moltissime persone che vivono questa splendida comunità. Io poi, per carità, sono rimasto, come tutti i giornalisti, alla fine abbiamo la necessità, secondo me, di scrivere qualcosa che sia pienamente attinente a un fatto realmente accaduto. Poi, per carità, nel romanzo uno ci mette tanto del proprio e della fantasia. Quando fai un servizio, quando fai un articolo, ovviamente non puoi farlo. Non puoi farlo, però sì, io sono rimasto per tantissimi anni ad ascoltare queste persone che mi narravano cose che semplicemente inimmaginabili per un cittadino come me, no? Certo. Non so, di pescate leggendarie, piuttosto che di... insomma, non voglio svelare nulla, però, insomma, erano cose molto distanti dalla mia cultura cittadina.
Quindi... Però piacciono molto ai nostri colleghi e amici che per esempio sono i lettori di Blog Sicilia che ti hanno tempestato di elogi. Sono stati carini. Il rilievo più interessante che hanno scritto è stato quello legato al fatto che gli è venuta voglia di andare subito, di fare la valigia e partire subito per le Egadi, nella fattispecie per Marettimo, che insomma è la più lontana, è la più selvaggia, è la più immacolata, grazie a Dio, di questa splendida. L'ultima cosa che ti chiedo, Francesco, siamo passati al tu. Ma ci mancherebbe, io sono onorato di averti, di ricevere, sei intervistato da te. Con ammirazione, ma c'è un senso in un romanzo, non ci dovrebbe essere un romanzo, ma c'è un senso, un messaggio, un significato? Guarda, qualcuno l'ha scoperto, qualcuno delle persone che l'hanno letto, ci sono quelli che mi dicono bello, malinconico, riflessivo. Io credo che il senso di questo romanzo possa essere un po' quello che c'è scritto sotto, cioè il titolo, il tempo sospeso. Marettimo è un posto che ti lascia, siccome hai tantissimo tempo per pensare, non sei schiacciato alle frenesie di un luogo in cui, anche se sei in vacanza, devi fare tante cose, hai il tempo per pensare, per riflettere. È un luogo che secondo me più che essere visto deve essere vissuto. Bello, e quindi se bello. Volete... Grazie Francesco Lamiani, complimenti nella terra del tempo sospeso, edizione Efesto, tutto su Marettimo e non solo. Adesso facciamo una breve pausa, poi ci rinfreschiamo, se vuoi rimani con noi, con il gelato, perché oggi è la giornata internazionale del gelato. Il tempo non è proprio quello estivo, però i gelati piacciono sempre durante tutto l'anno, quindi ne parliamo con molto piacere. State con noi, buongiorno Sicilia. Ancora complimenti. Grazie, grazie. Buongiorno Sicilia, oggi è la giornata europea del gelato artigianale, una ragione in più per gustarselo, magari con qualche informazione che ci arriverà in diretta da Palermo dal nostro Marco Gullà con il suo ospite. Ciao Marco, benvenuto ad Alessandro. Buongiorno Michele, e siamo, guarda, all'interno della casa del gelato perché ci troviamo all'Elenca. L'Elenca è una tessera commerciale storica, insomma, di Palermo. Chi non conosce l'Elenca a Palermo, in Sicilia, ma anche in tutta Italia, qui davvero nasce il gelato. Io sono appunto al mio fianco, c'è Alessandro Limuli, che è il direttore marketing di questa azienda storica, nata nel 1959. Pensa Michele, quindi parliamo di oltre 60 anni di storia, ragazzi, ed è anche un punto indicativo della città, dicevo ad Alessandro, perché quando insomma ci si dà un appuntamento nella zona nord qua di Palermo si dice ci vediamo all'Elenca. Sì, benvenuto, buongiorno grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Sì, oggi è una giornata particolare, non solo per noi, ma per tutto il comparto del mondo del gelato, con tantissime aziende, per lo più italiane, che festeggiano oggi un prodotto che è diventato simbolo del Made in Italy. Possiamo dire con certezza che insieme alla pizza il gelato è l'alimento che più ci identifica come paese, esportato in tutto il mondo. E la dimostrazione è il fatto che l'azienda, appunto Elenca, da più di 60 anni porta avanti questa tradizione, non solamente del gelato ma anche della sicilianità. Michele, ti do uno scoop. Io non so se tu, dico, sicuramente nella tua lunga carriera, lunga vita, ancora ne hai di tanti anni, insomma, da cavalcare, avrai assaggiato la zuppa inglese. Come no? Certo, buonissimo. Bene, la zuppa inglese è nata qui, è stata l'Elenca a ideare, a far nascere la zuppa inglese. Sì, possiamo definire il nostro prodotto cardine, quello più importante, perché è proprio con la zuppa inglese che l'azienda nasce, per appunto un'intuizione di un imprenditore, Antonino Galvagno, che nel 1959 in una piccola bottega, non era ancora presente qui diciamo, alla zona di Mondello, ma in centro città, inventa la zuppa inglese. E quello è stato il là per una storia di successo. È un'azienda che da oltre 60 anni, diciamo, dà carattere e innovazione al mondo del gelato. È un comparto sempre più... Sì, Michele, prego.
No, dicevo complimenti, non sapevo nulla di questo fatto così, davvero interessantissimo, bello. Però poi ci sono altri gusti, ho sentito gusti quasi da ispirazione sacra, come Alleluia, cose del genere. Esatto, oggi festeggiamo la giornata del gelato, la giornata mondiale del gelato artigianale. Come ogni anno viene identificato un gusto. Quest'anno, in occasione di un importante avvenimento che è quello del Giubileo, è nato questo gusto. Ed eccolo qua. Gusto. Eccola. Alleluia. Guarda che opera d'arte, Michele. È veramente un'opera d'arte. Il gusto è una base gianduia con delle nocciole tostate e una variegatura al cioccolato puro. Gusto che ricordiamo anche qui, c'è un'impronta siciliana, è stato ideato e realizzato da un gelatiere siciliano della provincia di Messina e che ha vinto il concorso e che quindi appunto oggi si festeggia attraverso questo gusto che in qualche modo ha una nota di sicilianità, anche se diciamo ci sono delle nocciole e del cioccolato. Il gelato. Tra l'altro, Michele. Prego, vai avanti tu. Tra l'altro, Michele, parlavamo anche poc'anzi a microfoni spenti con Alessandro. Là la mia domanda è un po' pertinente perché sì, questi nuovi gusti sono assolutamente eccezionali. Adesso poi magari assaggeremo anche il gusto Alleluia. Faremo anche colazione con Alleluia. Però la mia domanda che ho fatto poc'anzi ad Alessandro e che rifaccio è questa: ma i gusti tradizionali comunque sono sempre quelli che vanno per la maggiore, nocciola, cioccolato, insomma zuppa inglese che poi sto. Esatto, sì. Alle nuove tendenze che richiamano sempre nuovi consumatori ci sono sempre i gusti classici, gli intramontabili, ecco, come il cioccolato, la nocciola, il pistacchio, la zuppa inglese, anche se in qualche modo è un gusto molto riconosciuto al centro-sud, ma è un gusto intramontabile. Ecco, questi gusti rimangono sempre capisaldi all'interno di una gelateria e sono quelli poi più apprezzati. Michele, in una Palermo, in una Sicilia che perde pezzi commerciali, purtroppo i dati, i report che arrivano anche dagli enti, insomma, ce lo testimonia, ce lo certificano, ci sono tantissime aziende che purtroppo non riescono a resistere magari anche alle ondate di innovazione di altri centri, diciamo, definiamoli così, commerciali. Questa azienda, insomma, rappresenta ancora davvero una radice, l'essenza del commercio a Palermo, perché da oltre 60 anni insomma l'Elenca va avanti, ma soprattutto i numeri certificano il grande lavoro dell'Elenca, oltre 100 dipendenti, una filiale aperta anche a Milano. Insomma. Sì, è sicuramente un'azienda sana, un'azienda che ha innanzitutto le sue radici qui in Sicilia, a Palermo in particolar modo. È un'azienda che negli ultimi anni è cresciuta, quindi sotto questo punto di vista dà anche una linfa vitale alla nostra regione, dà occupazione e in qualche modo si fa valere ed è sinonimo di eccellenza. Sì, il settore del gelato è assolutamente in crescita negli ultimi anni e questo lo dimostra. Che numeri ci sono, Alessandro? Ci sono sempre tassi di crescita a doppie cifre, in qualche modo segnalano che il prodotto è apprezzato, nuove aperture nascono in giro per il mondo, la cultura del gelato artigianale oggi viene in qualche modo trasmessa anche in paesi in cui non si aveva una cultura del mondo del gelato, pensiamo ai paesi medio orientali, ai paesi arabi, ma anche stessi negli Stati Uniti, dove ancora questa cultura era diciamo non proprio radicata. Oggi il gelato artigianale è un prodotto ben apprezzato e soprattutto un made in Italy. Michele. Sì, volevo sapere oggi che è la giornata del gelato artigianale, che iniziative ci sono? Ne avete fatta una importante ieri a Roma, Elenca, ma anche altri gelatieri naturalmente. Assolutamente sì, c'è un'importante manifestazione a Roma appunto dall'associazione Arte Glacier che in qualche modo da anni ha voluto fortemente questo tipo di iniziativa, da anni la porta avanti con eccellenza, diciamo, e questa giornata in qualche modo
deve dare lustro a un prodotto sicuramente importante del comparto dell'economia italiana, la dimostrazione è che viene festeggiato in un'occasione importante come quella del Giubileo. Se tra l'altro, Michele, ti posso dire, arriva anche un messaggio tra l'altro da alcuni nostri telespettatori così privati, anche le gelaterie di Rimini usano Elenca, ci dicono. Però sì, l'azienda nasce a Palermo, ma è ben radicata su tutto il territorio nazionale. È un'azienda di oltre 60 anni che ha una storia alle spalle, dei gusti sicuramente, dei prodotti che la rappresentano. Pensiamo al pistacchio, alla zuppa inglese l'abbiamo nominata, ma anche tantissimi prodotti come la nocciola. Oggi l'azienda è la prima azienda del comparto che commercializza una nocciola siciliana, quindi il lavoro che fa l'azienda è quello di trovare delle eccellenze e dar valore e trasmettere quella che è la sicilianità in giro per l'Italia, ma direi anche in giro per il mondo. Io aggiungo che anche questi nuovi gusti, definiamoli così, sono davvero eccellenti, perché parlando sempre qualche minuto prima del collegamento con Alessandro facevo riferimento a un gusto siciliano, si chiama così, che è molto vicino al gelato cassata, però ha sicuramente quell'essenza di sicilianità che viene trasmessa ovviamente su questo gusto. Esatto, è un gusto ormai conosciuto da diversi anni, è una base mandorla con una variegatura al pistacchio, mandarino e un croccante di mandorla. Te lo Si chiama questo siciliano? Gusto siciliano, fantastico. Guardavo nelle statistiche una cosa impressionante, che ogni italiano in sostanza si sbaffa 2 kg di gelato all'anno. 2 kg, ragazzi, una cosa impressionante. Non solo i bambini, diciamolo, anche noi avanti con gli anni, giusto? Ma è la media, secondo me pure qualcosina. No, infatti io supero di sicuro la media, durante l'anno ne consumo davvero tanto. Sì, è un prodotto che piace trasversalmente a tutte le generazioni. La nostra attività è anche quella di fare in qualche modo consigliere gelatieri, dare quindi una consulenza, un'assistenza dal punto di vista dei gusti da proporre alla propria clientela, e tutto parte sicuramente da un buon ascolto dei propri clienti, quindi un'offerta puntuale è sinonimo di una gelateria vincente. Allora, rivediamolo anche il gusto Alleluia, eccola qua. Bello. Veramente un'opera d'arte, meraviglioso. Chissà, i bambini impazziscono, no? Immagino, quando vedono una cosa del genere. Pure i genitori, diciamolo pure. Complimenti, benissimo. Grazie a Marco Gullà in compagnia di Alessandro Limuli, responsabile marketing di Elenca. E adesso è il momento del nostro almanacco. Oggi è una data importante per la lotta ad una malattia che ancora oggi miete troppe vittime nel mondo. Il 24 marzo del 1882, infatti, il biologo Robert Koch fece una scoperta rivoluzionaria. Individuò il batterio che causa la tubercolosi e aprì la strada alla sua cura. Per questo motivo ogni anno in questa giornata si celebra la Giornata Mondiale della Tubercolosi, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni. L'obiettivo delle Nazioni Unite è quello di debellarla entro il 2030. Sapevate che la maggior parte degli atomi del nostro corpo ha probabilmente trascorso milioni di anni al di fuori della Via Lattea? Un nuovo studio pubblicato su The Astrophysical Journal Letters ridefinisce infatti il legame profondo tra noi e l'universo in funzione degli atomi che ci costituiscono. Elementi fondamentali per la vita come il carbonio, l'ossigeno e il ferro vengono prodotti nel cuore delle stelle attraverso la fusione nucleare o a seguito di esplosioni di supernove. Aveva ragione Alan Sorrenti, siamo davvero figli delle stelle. Su questo non c'è dubbio, figli delle stelle, ed è il momento, parlando di stelle, naturalmente di Marco Amato e dell'oroscopo. Buongiorno e buon inizio settimana ai 12. Oggi i protagonisti delle stelle sono il Sole e Venere che si congiungono. Il passo del Sole diretto
fatto Venere è retrograda ma che viene risvegliata. Vediamo cosa succede. Ariete, questa congiunzione luminosa e amorevole si sviluppa proprio nei vostri gradi zodiacali, seppure Venere è retrograda, oggi viene riaccesa da un bellissimo sole che la irradia e vi farà bene sentire la sensazione calda dell'affetto. Buona primavera, Ariete. Toro, Venere, il vostro pianeta, oggi viene riscaldato e illuminato dal sole, ottimo per voi, anche perché la luna dal Capricorno è in contatto con Urano, il vostro ospite un po' ansiogeno e terremotante vi spinge a prendere delle decisioni in amore che potrebbero essere assolutamente vantaggiose e positive. Gemelli, Mercurio partecipa anche lui a questa congiunzione con il Sole, anche se è più protagonista Venere, anche le idee verranno illuminate e per voi Gemelli si accende la classica lampadina, anche perché il vostro ospite Giove scalpita per formare aspetti e per tradurre un'idea che vi verrà oggi in una meravigliosa realtà. Cancro, Luna in opposizione oggi è in Capricorno e Venere congiunta al Sole è in quadratura. Non è proprio un lunedì da leoni questo vostro, però potete sfruttare bene i punti di vista altrui per capire dove è l'errore di impostazione che fate in una scelta un pochino complessa che riguarda voi, la famiglia e il partner. Leone, una giornata oggi molto positiva proprio perché il vostro astro, il Sole, incontra la bella Venere e tornano di nuovo gli accordi, la passione e una certa bellezza che non vi dispiace mai sfoggiare. Vergine, la giornata oggi è una giornata che può fare affidamento sulla Luna, una Luna molto compatibile in Capricorno e un Urano che vi spinge a fare di più, a velocizzare i tempi. Inizia un lunedì attivo e pieno di cose da fare in cui salete veloci e puntuali. Bilancia, Venere un po' stanca e retrograda, un po' svogliata, il vostro pianeta, oggi incontra il Sole e si accende di una bellissima energia. Oggi inizierete il lunedì nel migliore dei modi, anche se Venere e Sole saranno in opposizione, tenterete di riconquistare l'immagine di voi stessi che sentite un po' staccata per adesso dalla vostra quotidianità. Scorpione, una giornata oggi che può fare affidamento sulla Luna proprio perché la Luna in Capricorno è molto compatibile ai vostri gradi. La sfida che però propone con un Marte in un bellissimo trigono sarà una sfida accettata da voi in una maniera serena e consci di poterla superare anche in amore. Sagittario, giornata oggi che vede il solito Giove in opposizione, ma si è acceso in voi una certa voglia di sperimentare e di scoprire cose nuove. È la bella Venere congiunta al Sole che vi manda questo messaggio. Provate un po' a elaborare incontri, conoscenze e stimoli nuovi. In amore sta per succedere qualcosa di rivoluzionario. Capricorno, oggi la Luna è ospite nei vostri gradi, è una Luna un po' nervosa proprio perché si oppone direttamente a Marte. Non vi aiutano tra l'altro Sole e Venere che sono in quadratura. Oggi è una giornata in cui dovrete affrontare un po' meglio le questioni affettive. Acquario, oggi è una giornata molto amica proprio perché i pianeti rotanti in Ariete vi sono solidali ed è proprio Venere, anche se non ne sentite mai volentieri parlare, che vi stimola. Una Venere peraltro che si interfaccia benissimo assieme al Sole col Plutone ospite nei vostri gradi. Sta per accendersi una passione senza precedenti, cari Acquario. Pesci, per voi la giornata è una giornata di chiari intenti e sentimenti. Tutto davanti a voi potrebbe essere amorevole, ma soprattutto lucido e chiaro, e le vostre valutazioni ancora una volta risultano quelle che empaticamente avevano fatto prima e meglio degli altri. C'è anche un bellissimo trigono di Marte su Saturno. Oggi per voi è proprio un lunedì da mordere e da vivere in tutta la sua pluralità. Quotidiani e notizie di nuovo con Luca Celiberti.
Grazie Michele. Allora, qualche curiosità diciamo, alla fine di questa rassegna stampa. Intanto una notizia, abbiamo parlato molto con riferimento a un caso siciliano, no? La ragazza del siracusano che si è fatta operare a Roma. Vedete, queste operazioni di chirurgia estetica diventano sempre più pericolose se non vengono diciamo, fatte con le dovute precauzioni. Allora, morta dopo una liposuzione, tre indagati, anche un chirurgo. Questa è una donna di 62 anni che è stata uccisa da una serie di ischemie dopo un calvario di 2 settimane, quindi si riaccende la polemica appunto su queste storie della chirurgia estetica. Poi altre curiosità, il Foglio oggi apre con queste interviste fredde a Angelo Gaia. Angelo Gaia chi è? È diciamo, considerato il Mozart del vino in qualche modo, è uno dei produttori in questo momento più alla pagina sui vini, sono quelli diciamo, più amati in tutto il territorio nazionale e internazionale, vini ovviamente costosissimi, si parla del vino, si parla insomma di quello che sta vivendo questo mondo. Tra l'altro Gaia è interessato anche ai vitigni siciliani in qualche modo, quindi dazi, dazi, la criminalizzazione del bere, la filosofia delle langhe, insomma tutto a tu per tu con Angelo Gaia, appunto il Mozart del vino. Poi andiamo un po' alle cose più frivole, più leggere. Nanni Moretti, eccolo qua, Nanni Moretti. Tu che sei appassionato di cinema, Michele, riconoscerai certamente le 4 fotografie, no? I 4 riquadri, so tutto di Moretti, lo adoro. Allora, perché parliamo di Nanni Moretti? Perché nel 2026 festeggerà mezzo secolo di carriera e quindi insomma c'è un omaggio a questo artista del cinema italiano, insomma può piacere o no, divide certamente, o piace o non piace Nanni Moretti, no? Cioè non lo si prende a piccole dosi, quindi da tutto Nanni. Pensavo che Ecce Bombo fosse un film doloroso, costrinsi papà a recitare, non ho mai snaturato, e questo è il tema del mio cinema. Allora i riquadri, vediamo se ce li ricordiamo anche noi. Ecce Bombo, no? Si nota di più se vado, no? Se ci sono, la mia assenza si nota di più. E poi c'è Bianca, un altro grandissimo film, Caro Diario, il film diciamo, che è stato simbolo diciamo, della decadenza della sinistra contro il nuovo centrodestra, la famosa frase D'Alema di qualcosa di sinistra, no? E poi Abemus Papa, c'è anche il Nanni Moretti, come dire, una parentesi siciliana con Palombella Rossa girato proprio qui ad Acireale. Ultimo articolo, lo vediamo, riparte al teatro Lipari, che è questo diciamo il 34enne palermitano, siciliano, conduttore di Striscia la Notizia insieme a Sergio Friscia, insomma un simpaticissimo attore comico siciliano, riparte con il nuovo spettacolo. Perché lo sottolineiamo oggi? Perché c'è un aneddoto che lo collega moltissimo alla Sicilia, no? Il mio finto addio tra social e Cuffaro, perché Cuffaro ritorna Cuffaro, ritorna sempre Cuffaro, anche nella comicità, e lo vediamo dal pezzo, no? Dice lui è diventato virale una volta, dice, gli hanno chiesto qual è stato il suo spettacolo più particolare, dice una volta facevo satira politica, parlavo male di Cuffaro, allora presidente della regione siciliana, ma non sapevo che mi trovavo in un paese dell'Agrigentino dove tutto il suo partito era in platea, e alcuni ridevano anche troppo, altri sembravano ingessati. Alla fine molti hanno detto complimenti per il coraggio, non avevo idea di quello che avevo fatto a 20 anni. E quindi è questo il simpaticissimo Roberto Lipari. Grazie Luca, noi siamo arrivati alla conclusione, accadde oggi, ci lasciamo in musica, Buongiorno Sicilia torna domani.